Come crescere e diventare donne autonome? Grazie per questa domanda, perché le due dimensioni sono strettamente collegate. Noi non possiamo crescere bambine e ragazze libere senza coltivare in noi la libertà. E quindi abbiamo proprio bisogno di comunicare modelli di libertà, di capacità decisionale, di autonomia economica e non solo, lavorando su noi stesse come donne adulte, ma comunicando alle nuove generazioni, alle bambine e alle ragazze che loro sono assolutamente capaci di diventare donne autonome e libere. Emancipazione femminile, a che punto siamo? Bella domanda. È un percorso non lineare che a volte va avanti e a volte va indietro. Abbiamo delle buone leggi a partire dalla nostra Costituzione e abbiamo tutte le possibilità per essere un paese paritario, ma dobbiamo fare ancora un bel lavoro culturale ed educativo per crescere figlie, nipoti, ragazze consapevoli delle loro capacità e della loro autonomia. Su questo ancora dobbiamo fare grandi passi in avanti.